Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nella live splash del vostro maledetto veneziano. Oggi parleremo, o risponderemo meglio a una domanda di una nostra carissima amica che sul tubo, ci chiede: ho controllato il chakra e le vibrazioni Bobis del mio compagno, del mio amico, del mio marito, insomma di quello che gli sta vicino, no? E effettivamente sono un po' bassine. Allora prendiamo un po' il concetto dei Bovis, ma prima di fare questo il vostro maledetto veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Ildegarda, al canale YouTube del vostro maledetto veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi social, in Face, dove abbiamo riattivato un po' il nuovo, cioè il vecchio gruppo che aveva 800-900 iscritti e stiamo in un certo senso promuovendolo di nuovo con molto più materiale radionico, radiestetico e chiaramente le nostre live interattive e le nostre pillole di insegnamento. Bene, poi abbiamo anche il sito capitano.altriviste.org, i link sono sotto qui in descrizione per poterci raggiungere, dove si può scaricare 20 ebook di radionica radiestesia e anche di chiriologia. Ne hanno già scaricati più o meno 150.000 e Marietto ha regalato all'umanità, bisogna ricordarlo sempre, 2 milioni di circuiti radionici e quadranti radioestesici. Infatti una volta un veggente nel 2014, ma anche 20 anni prima, erano due veggenti che ho incontrato e mi avevano detto che avrei dato all'umanità una bella botta nella conoscenza radionica radioestetica. Vi ricordo che nel 2000 questi circuiti che voi trovate adesso gratuiti in alcuni negozi di radioestesia costavano l'equivalente di 20-30 euro, no? L'uno. Quindi il Marietto ha fatto la sua parte. Bene, andiamo avanti e parliamo di questi Bobis. Ah, mi dimenticavo, nel sito Capitano ci sono anche una sezione shop dove si possono comprare e acquistare dei servizi di Hildegarda e del vostro marito. Andiamo avanti, bene. Allora, quando si incomincia a conoscere e capire cosa sono i Bobis, chiaramente tutti iniziano a testare la macchina, la casa, i familiari, gli amici, insomma tutto quello che chiaramente a livello didattico incominciano a studiare e a fare i primi tentativi. Il problema è che scoprono alcune volte che alcune cose che pensavano fossero a livello vibrazionale o almeno a livello fisico e mentale e insomma stesso nel benessere, no? Un po' influenzati per questa New Age da baraccone da salto quantico, quinta dimensione, siamo arrivati anche alla settima dimensione, vogliamoci tutti bene, angeli colorati, arriva l'arcangelo, l'astronave, insomma siamo stati dentro questo tritacarne mentale per un bel lungo periodo e quindi quando scopriamo invece che quello che doveva essere un angelo colorato, l'arcangelo Michele, il principe azzurro, è un po' basso di Bovis, allora insomma uno si fa un punto di domanda, no? E cerca delle soluzioni tamponadora. Chiaramente il legale maritimo anziano mettono a disposizione un servizio che costa 100 euro per la pulizia eterica e aurica del proprio corpo o vibrazionale, che chiaramente non è, fa miracoli, ma insomma dà una bella pulizia generale, no? Poi è chiaro che dopo si riparte, perché se una persona vive in una palude tutti i santi giorni, tu puoi pulire una volta, però sempre meglio farla potendo. Poi chiaramente se invece uno vuole fare fai da te va benissimo, sul sito capitano.altreviste.org, lo ripeto qui sotto ci sono i link in descrizione, il vostro Marietto ha messo alcuni ebook in cui si può ripulire in modo insomma fai da te il corpo eterico, riequilibrare i chakra, c'è o un circuito oppure c'è una serie di circuiti che ha fatto espressamente il legame vostro Marietto Veneziano che ho pubblicato penso nel 2019, è gratuito, lo metto qui magari in visione così che andate nel sito Capitano e lo potete scaricare. Questi sono i primi passaggi, o la pulizia professionale oppure voi riequilibrate i chakra della persona. Chiaramente vi spiego una cosa, una persona che è sotto i 6500 bovis, noi partiamo dal presupposto che c'è qualche pecca nel campo vibrazionale. Può essere o il corpo o può essere a livello, come si suol dire, materiale, mm, lo spirito, cioè nel senso il corpo a livello materiale o il corpo aurico, il corpo eterico che ha qualche... perché si può misurare tutto, alcune volte alcuni sbagliano, misurano il corpo eterico e altri
misurano un corpo materiale. Ci sono due misure. In ogni caso, se sotto i 6.500 bovi, c'è da avere un pochettino, da farsi il punto di domanda. Poi di solito quelli sotto i 6.500 bovi sono anche un po' materialisti, sono attaccati alla materia. Si può vedere anche quando uno se ne va via da questo mondo quanti bovi sono. Quindi i primi agganci da fare, pulizia professionale, oppure si va nel sito capitano.intervista.org, i link sono sotto qui in descrizione, e si scarica questo ebook per riequilibrare il chakra. Si chiede, si guardano le varie pillole che il vostro marietto ha messo per ogni chakra, per usare ogni, come si dice, circuito, è gratis, chiaramente questo servizio, e si attiva questo metodo qua. Poi chiaramente ci sono altri metodi, ma per il momento questa pillolina qui si ferma qui. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!